Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Oggi vi voglio fare una ricetta molto salutare ma allo stesso tempo buonissima, fatta con gli sgombri. Vedete? Oggi mio marito è andato al mercato, ha trovato questi buonissimi sgombri che sono una ricchezza per la nostra salute in quanto contengono tanto omega 3 che fanno bene al colesterolo e a tante altre parti del nostro corpo, e quindi ho pensato di farli bolliti in salsa al salmoriglio siciliano. Quindi mi sono preparata, dopo aver eviscerato i nostri sgombri, mi sono preparata la mia pentola con l'acqua, una bella pentola capiente che deve contenere gli sgombri naturalmente. Ho messo dell'acqua e a quest'acqua aggiungerò 2 pizzichi di sale, mezzo bicchiere di aceto bianco, all'incirca una decina di pepi in grani, così andiamo a profumare l'acqua, e 2 foglie di alloro. Aspettiamo che l'acqua arrivi a bollore e poi inseriremo il pesce. Ecco che la nostra acqua ha iniziato a bollire, quindi possiamo andare a mettere il nostro pesce. Quindi mettiamo i nostri sgombri. Ecco qui. Andiamo a usare una forchetta in modo tale che tutto il pesce sia immerso completamente nell'acqua, e adesso aspettiamo che riprenda nuovamente il bollore e facciamo cucinare il nostro pesce. All'incirca ci vorrà un quarto d'ora, quando il pesce sarà cotto, quando si staccherà totalmente dalla lisca, la carne si staccherà dalla spina. Quindi aspettiamo adesso che bolle e ci rivediamo dopo a cottura ultimata del pesce. Ecco che i nostri pesci, vedete, si sono staccati già dalla spina, quindi vuol dire che sono cotti. Quindi adesso andiamo a spegnere il nostro fornello, andiamo a coprire un po' la nostra pentola e li facciamo riposare così un 5 minuti. Poi li andremo a pulire e a condire, poi faremo anche il salmoriglio e vediamo il seguito della ricetta. Sono trascorsi 5 minuti e andiamo a vedere il nostro pesce che ha riposato e lo andiamo a mettere su un piatto, perché poi ci trasferiremo sul tavolo, diciamo, per andare a pulire il pesce. Ecco qui i nostri pesci, andiamo a posizionare tutti in un piatto e poi lo facciamo intiepidire un po' e dopo vi faccio vedere come pulirlo, come spinarlo per bene e come poi condirlo. Ci vediamo dopo. E allora ci siamo trasferiti sul tavolo da lavoro e andiamo a spinare il nostro pesce e a ricavare i filetti. Quindi andiamo a togliere principalmente e inizialmente le spine laterali, da un lato e dall'altro. Ecco qui.
Andiamo a togliere la pelle, andiamo a grattare con il coltello così viene via facilmente. La spina. Ecco, vedete come viene via la pelle. E andiamo a dividere a metà, a ricavarne due filetti, diciamo, ad aprire il pesce. Ecco. Così e così. Andiamo a togliere la parte scura perché è amara, ricca di sangue, quindi ha un gusto un po' forte. Io sono contro i gusti forti, poi se a voi piace, perché ci sono persone che piace il gusto forte nel pesce, io lo tolgo sempre. Andiamo a togliere le spinette che ci sono lateralmente. Così. E andiamo a ricavare il primo filetto. E lo andiamo a mettere in un contenitore di vetro. Lo andiamo a sistemare in questa maniera. Vediamo anche questo. Per bene. E lo andiamo a mettere anche questo nel nostro contenitore. Ecco, li andremo a sistemare tutti, a pulire tutti per bene e ci rivediamo dopo quando avrò finito di pulire tutti i pesci. Benissimo, e dopo aver pulito il nostro pesce, averlo tutto sfilettato, adesso andiamo a prepararci il salmoriglio. A tra poco. Adesso ci andiamo a preparare il nostro salmoriglio siciliano. Per farlo ci occorrerà un ciuffo di prezzemolo che ho lavato, uno spicchio d'aglio che priveremo dell'anima per rendere il nostro salmoriglio un po' più leggero, dell'origano, 50 g di olio extravergine di oliva e un limone spremuto. Adesso useremo il nostro mixer e inizieremo a fare la nostra salsa. Iniziamo inserendo il nostro prezzemolo. Di seguito andiamo a inserire il nostro spicchietto d'aglio. Vedete questa sporgenza verde? Questa è l'anima dell'aglio. Noi la andremo a togliere tagliandolo a metà e così lo andiamo a togliere in modo tale che la salsa poi non risulti pesante. Andiamo a mettere il nostro olio. Andiamo ad inserire adesso il nostro succo di limone. Useremo un filtrino per evitare che possano cadere anche all'interno i semi, se ce ne sono, e la buccetta, diciamo, che si crea quando si spreme il limone. Infatti vedete è rimasto un po' qui, e andremo a fare questo tipo di lavoro
e a filtrare per bene il nostro limone. Adesso andremo a mettere l'origano. Sapete, io lo lascio sempre nel suo rametto perché ho l'impressione che mantenga inalterati i suoi profumi. Invece se si sgrana e si mette in un contenitore, penso che perda tutto il suo aroma. Quindi andremo a mettere il nostro bello origano profumatissimo siciliano e adesso andremo a inserire anche l'olio. Adesso andiamo ad azionare il nostro mixer e andiamo a crearci la nostra salsetta. Andiamo anche ad aggiungere un pizzichino di sale. Ecco qui. E continuiamo a mixare. Andiamo a riprendere il nostro pesce, la nostra salsa è pronta, eccola qui, vedete? E la andiamo a versare sul nostro pesce. Il nostro pesce si insaporirà per bene, non andrà mangiato subito, lo lasceremo insaporire qualche oretta e poi lo andremo a gustare insieme. Questa preparazione può essere conservata in frigo anche per 3 giorni, sempre coperta o con pellicola o con il coperchio stesso del contenitore. Ecco. Adesso andremo a fare un po' di decorazione con il prezzemolo tritato. E così faremo una bella presentazione del piatto. Ed ecco qui i nostri sgombri pronti. Ecco qui i nostri sgombri bolliti con salsa di salmorillo alla siciliana. Adesso li faremo riposare e poi faremo la prova dell'assaggio fra qualche oretta. A dopo. E allora sono passate un paio d'ore da quando abbiamo fatto questa preparazione degli sgombri e adesso è arrivato il momento di assaggiarli. Giustamente più sta a macerare il pesce, più si insaporisce. Come vi ho detto prima, anche per 3 giorni, se vi rimane, ma non penso che vi rimanga il pesce dopo che lo preparate così perché viene abbastanza buono, e lo potete lasciare in frigo almeno per 3 giorni, poi uscirlo per tempo dal frigorifero in modo tale che l'olio che si addensa con il freddo ritorni a essere fluido e poter mangiare questa pietanza davvero ottima. Quindi andiamo adesso ad assaggiare, non lo impiatto ma lo vado a prendere un pezzetto da qui. Adesso andiamo ad assaggiare, vediamo. Davvero ottimo, davvero ottimo.
vi consiglio di fare così gli sgombri e qualsiasi altro tipo di pesce che abbia un gusto un po' più deciso. Come vi ho detto all'inizio del video, gli sgombri hanno tante qualità benefiche che ci fanno bene, hanno gli omega 3, quindi è bene che li consumiamo ogni tanto. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta lasciate i vostri like, commentatela e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e per rimanere sempre informati sui video in uscita cliccate sulla campanella. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti!